Ma ben ritrovati negli studi di F2 Radio Lab con un consueto appuntamento nel Corpo di Napoli, questo format meraviglioso che cosa fa? Un viaggio nella cultura e nei suoni della tradizione napoletana, con colore, con sano, valorizzando tantissimo il patrimonio artistico napoletano e non solo. E proprio qui ai nostri microfoni si sono susseguiti una vicissitudine di ospiti. Ne ricordiamo alcuni come per esempio Peppe Barra, Enzo Granagliello, Marisa Laurito, Maurizio De Giovanni, Lio Sanna, Maurizio Capone, Brunella Selo, Maldestro e tantissimi altri. Oggi in vostra compagnia ci sono io, Biagio, Sara Perna dall'altra parte del microfono e in regia Sara Caifasso. L'ospite di oggi è Stefano Vallanzuolo. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno, e ricordiamo che Stefano Vallanzuolo, nato a Napoli e iscritto all'albo dei giornalisti dal 1985, dal 1989 è critico musicale del quotidiano Il Mattino, dal 2010 collabora con Rai Radio 3 per i programmi Radio 3 Suite e Wikimusic. Dal 2008 al 2015 è stato direttore generale artistico del Ravello Festival. Nel 2016 ha ricoperto il ruolo di direttore generale artistico dell'Arena Flegrea a Napoli. È autore del libretto dell'opera Il labbro della Lady con musica di Carlo Galante. Ha scritto soggetto e testo degli spettacoli Forse non sarà domani con Rocco Papaleo ed è autore di numerose drammaturgie, tra cui Punto di Tristano, Mozart per gioco e L'amore ai tempi della musica e molte altre, come ad esempio Sine Diez, che è un omaggio a Maradona di cui parleremo durante la nostra intervista giornaliera. Inoltre è titolare del corso di tecniche della comunicazione presso i conservatori di Benevento e di Napoli e anche del corso di progettazione e organizzazione dello spettacolo musicale presso il Conservatorio di Benevento. Ma non possiamo citare anche il fatto che Vallanzuolo è autore di Strativari, lo spettacolo che si terrà, ricordiamo, dal 26 al 27 marzo al Teatro Trianon Viviani. E inoltre ribadiamo anche la nostra partecipazione con lo spazio dedicato al Trianon, con i vari concerti, spettacoli, le lezioni di musica, insomma tutto. Esatto, diciamo che prima di entrare nel vivo dello spettacolo, facendoci raccontare appunto come è strutturato, chi sono i protagonisti, visto che abbiamo proprio lei come ospite, che è un vero e proprio privilegio per noi, vogliamo scoprire il suo rapporto con la tradizione musicale napoletana, visto che appunto il nostro format è dedicato a questo, e capire diciamo da vicino come dei grandi artisti e le canzoni napoletane hanno appunto contribuito alla formazione di questi nostri ospiti protagonisti. E diciamo una delle prime domande del giorno che volevamo farle è quale canzone, quindi quale artista ha contribuito alla sua formazione? Ma allarghiamo il discorso un attimo, perché io sono rispetto ai tanti nomi che ci davate prima di protagonisti diretti in qualche maniera del mondo della canzone napoletana, io sono un fruitore prima di tutto, quindi un appassionato, un cultore della materia, perché mi definisco un onnivoro della musica, quindi in tutta questa grande massa di musica che c'è includo evidentemente per ragioni territoriali e culturali, includo evidentemente anche e soprattutto la canzone napoletana, cui io arrivo anche attraverso un canale abbastanza singolare, perché io mi occupo di musica classica per nascita, diciamo così, per vocazione giornalistica, mi occupo di musica classica. Però è molto bello arrivare poi alla canzone napoletana, alla tradizione musicale napoletana, anche da questo angolo visuale così specifico, così apparentemente lontano e che lontano non è, come potrebbe raccontare chiunque abbia una dimestichezza con il Settecento napoletano, che quindi sappia capire quanto sia importante il linguaggio specifico che Napoli sviluppa nei confronti della musica e che attraverso evidentemente delle rimodulazioni delle forme, attraverso anche un diverso tipo di destinazione proprio sociale per quello che riguarda il pubblico, arrivi poi a sfociare in quella che chiamiamo oggi generalmente canzone napoletana, perché poi alla fine certe aree che sono all'interno di operini o di intermezzi del Settecento napoletano, dico per dire, sono un po' antenati di quella che diventa la canzone napoletana, possono essere antenati di quella che può diventare la macchietta, per esempio, o la canzone di Giacca. Naturalmente è grande la casistica, sono così tanti i modelli e i tipi che
che veramente ci si perderebbe, però immaginare che esista una specificità della musica napoletana che si attua anche in campo classico e che poi continua attraverso forme differenti e sfocia in quella che tradizionalmente chiamiamo la canzone napoletana. E anche qui, se ci limitassimo soltanto agli ultimi 50 anni di storia, esiste una canzone napoletana in senso classico del termine, esiste una canzone napoletana come quella di Pino Daniele, che è classica, per carità, ma che è un'altra cosa. Quindi è un mare magnum nel quale ci si perde e nel quale io sono felice di perdermi da appassionato e da cultore della materia. Non posso dire veramente che ci sia un autore che mi colpisca in maniera forte. Mi piace molto, prima ancora dell'autore, mi piace molto l'interprete, cioè mi piace l'idea di andare a sentire delle voci che incarnano le diverse anime della canzone napoletana, quindi quella più passionale o quella più a filo di voce. E Ecco, andare a appunto, confrontare questo mi piace molto. e appunto ascoltiamo Sergio Bruni con Carmela.
siamo sempre qui, nel Corpo di Napoli, in compagnia mia, di Biagio, di Sara Caifasso alla regia e del nostro ospite Stefano Valanzulo. Oggi parliamo anche dello spettacolo Strativari che sarà in scena al Teatro Trianon il 26 e il 27 marzo. Ricordiamo che lo spettacolo vede in scena Cristina Donadio con Capone, Buget Bank e Solis String Quartet. Ma a me ha ispirato molto la descrizione che si legge, infatti ci tengo a citarla, dove dice 8 ritratti emotivi che toccano altrettanto effetti: il ricordo, la passione, il gioco, lo scontro, la fatica, la denuncia, il desiderio, la devozione. Esplorati dal punto di vista dei napoletani, entriamo nel dettaglio di tutto questo spettacolo. Ricordiamo inoltre che stiamo in collegamento telefonico con l'attrice Cristina Donadio. Sì, ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno Cristina. Ciao Cristina. Vogliamo un Ciao po', Stefano. vogliamo un po' iniziare a addentrarci in questo spettacolo, insomma, a raccontarci qualcosa. Cristina, ci vuoi dire qualcosa di questo spettacolo? Sì, come no, molto volentieri. È un viaggio, è un buttarsi a capa sotto, come si dice, in quello che è Napoli, nei suoi strati, appunto strati vari. Napoli è una città, forse è la città tra le poche città al mondo che è veramente fatta di strati, che Sì. partono da molto alto e arrivano a molto basso, e quindi scendere nel ventre della città e fare proprio un viaggio nel profondo di sé, e archetipicamente come quasi fare un viaggio dentro se stessi, voglio dire, e quindi farsi attraversare da tutte le sue contraddizioni, da tutte le sue caratteristiche, da tutti i suoi colori, e questo io quando Stefano, ho letto il testo di Stefano, me lo sono proprio immaginato così. È anche come un quadro di Chagall, no? Una donna che vola a testa in giù, il violinista, cioè è tutto per aria, però al tempo stesso con delle proprio come si dice, delle picchiate nel profondo. Questo è il nostro viaggio in Strativari, quindi con la musica, attraverso la musica, le parole, le canzoni, le voci, è insomma, è un po' lisergico per certi versi, no? Come potrebbe essere appunto un'esperienza fatta veramente lasciandosi andare e vivendo con tutti e 5 i sensi un viaggio attraverso dentro le viscere di una città. Ok, quindi un viaggio dentro le viscere della città, della musica soprattutto. E Sì. volevo fare una domanda in particolare. Un cantante o un brano che vi ha particolarmente ispirato? Questa domanda è per entrambi, sia per Stefano che Esatto, per sì. Cristina. Ok, io insomma dovrei fare un elenco che non finisce più, però mi piace adesso immaginare, ecco, la canzone Paloma è cantata da Enzo Moscato, Sì. perché Enzo, proprio perché Enzo non è un cantante, o non è solo un cantante, è molto di più, è un autore teatrale, un regista, è un attore, è la persona con cui ho diviso gli ultimi 30 anni della mia vita in palcoscenico, ma quando canta, e quando canta Paloma in particolare, restituisce un mondo, non è solo una canzone, è un mondo. E quindi ecco, quello è il primo, nella mia lista immaginaria è il primo posto, Paloma cantata da Enzo Moscato. Ok, mentre per Stefano? Questa scaletta che ci accompagnerà in questa puntata è una dichiarazione di intenti, in questo senso. C'è Moscato, infatti, Sì. che giustamente Sì. Cristina evocava. C'è Sergio Bruni che abbiamo appena ascoltato, perché parliamo di interpreti, al di là anche della canzone, quindi parliamo di grandi interpreti, parliamo di quella canzone, Carmela, che rappresenta un po' la conclusione quasi di un ciclo di forma classica di canzone napoletana, forse l'ultima, no? Poi dopo inizia un altro modo di intenderla. Ci sarà anche Roberto Di Simone più avanti, perché se parliamo di possibilità di mettere insieme gli strati vari della sensibilità e della cultura napoletana, non soltanto di quella musicale, a me chiaramente una figura come quella di Simone viene subito in mente come figura di riferimento. Quindi sono questi magari
dei punti di riferimento, non gli unici dal punto di vista musicale, dal punto di vista culturale, altri ce ne sono dal punto di vista letterario, che infatti ricorrono nel testo, perché c'è un testo originale e poi accanto al testo originale c'è quasi incluso in questo testo originale ci sono degli elementi invece che sono di citazione letteraria, direi quasi ineludibili, insomma. Ok, quindi Se sì, posso aggiungere una cosa, in Assolutamente. realtà, io ho aggiunto per esempio anche i Raiz, gli Alma Megretta, Sì. perché anche loro costituiscono un passaggio più contemporaneo, che però poi ha portato a tutto poi un nuovo esercito di cantanti e di modo di interpretare la canzone napoletana, che è quella dei rapper, eccetera. Però gli Alma Megretta, io infatti avevo messo Non to scordà, è qualcosa che segna proprio un passaggio preciso, e quindi avevo messo anche insieme appunto a Moscato, Sergio Bruni, avevo messo anche Fausto Cigliano tra i miei, no? Una canzone in particolare, Io una chitarra a luna, che è una delle più belle per me delle canzoni napoletane. Però ecco, per arrivare a Raiz. ok, quindi ringraziamo Cristiana Donadia per essere stata in diretta qui con noi. Intanto vi ricordiamo lo spettacolo Strativari al Trianon sabato 26 e domenica 27 marzo.
E abbiamo appena ascoltato Bamennella. Siamo sempre qui su F2 Radio Lab, sempre nel Corpo di Napoli. Questo appuntamento ormai è diventato canonico perché siamo ben sì alla 26esima puntata, e vi ricordo inoltre che troverete sul sito della Radio F2 tutti i podcast di tutte le varie puntate con tutti gli ospiti che ci hanno succeduto. E ricordiamo sempre il nostro ospite del giorno, Stefano Valanzuolo, che abbiamo detto prima nella sua biografia che dal 1989 è critico musicale del quotidiano Il Mattino. Dal 98 firma recensioni, interviste e servizi speciali per la rivista musicale Amadeus, collabora con Rai Radio 3 e con Sistema Musica. E ora ritorniamo appunto a parlare della musica napoletana. Diciamo che visto che lei ha uno sguardo critico molto attento e ampio sulla complessità della tradizione napoletana, vogliamo fare un viaggio con lei appunto, come se lei in questo momento ci stesse accompagnando, e vogliamo orientarci diciamo nella ricchezza della tradizione napoletana. E quindi in questo senso come facciamo appunto noi ad orientarci, ma soprattutto gli studenti, ma anche i nostri amici, colleghi, i ventenni di oggi, secondo lei da dove dovrebbero partire? Ma per fortuna c'è una possibilità di partire da un sacco di posizioni differenti. Si può partire dai grandi classici, ne abbiamo ascoltato uno, no? Abbiamo ascoltato Viviani, che diventa un altro dei riferimenti obbligati per lo spettacolo Stradivari, perché è un riferimento nel nostro spettacolo sia dal punto di vista letterario che dal punto di vista musicale. Partire dai grandi classici per cercare di trovare il modo in cui riescono a coesistere felicemente in certa musica, in certa produzione, l'aspetto legato fortemente, strettamente, visceralmente, diciamo, alla condizione napoletana, alla dimensione napoletana, e contemporaneamente una dimensione internazionale, cioè che sia fruibile da un mercato molto diverso, molto più ampio. Questa canzone che abbiamo ascoltato, Bammanella di Viviani, è una canzone che cita, veramente nella prima versione lo citava puntualmente, questa è la seconda versione, Viviani avrebbe scritto dopo, cita puntualmente una valse francese. E però noi la sentiamo come una musica assolutamente nostra, totalmente, decisamente nostra. Poi lo stile Viviani si evolve, più avanti magari si ascoltano cose che fanno pensare neanche troppo casualmente al teatro di Brecht e alla musica di Kurt Weill. Citazioni, questi riferimenti europei, riferimenti internazionali. Io credo che la forza di certa musica nostra, e volendo non limitarsi ai classici, posso parlarvi anche di Pino Daniele, evidentemente, stia nel fatto di saper far convivere questa viscerale anima napoletana con una dimensione internazionale da intendersi sia in termini di contenuti che in termini di fruibilità, di forma, di contenuti e quindi di fruibilità. Ecco, se si comincia a entrare in quest'ottica che esclude totalmente l'affetto un po' provinciale magari nei confronti della cosa che sentiamo nostra e che sentiamo orgogliosamente nostra, ma proiettiamo questo orgoglio assolutamente legittimo in una chiave più ampia, si comincia a capire quanto enorme sia culturalmente questo fenomeno. Sì, infatti ricordiamo che poi la musica napoletana ha girato il mondo, è andata anche in altri paesi, e che quindi anche oggi è molto più semplice avvicinarsi a questo campo. Infatti spesso ci ritroviamo con anche stranieri che magari riconoscono anche un ritornello oppure una frase, ed è questa diciamo la cosa magica che ci racchiude, ma anche questo programma forse riesce anche ad avvicinare il pubblico di studenti, appunto come dicevamo prima, di giovani, a questo tipo di musica. Io vi ricordo che siete sempre nel Corpo di Napoli con Sara Caifasso regia, me Biagio, il nostro ospite, e una domanda che mi sento di farti è secondo te com'è il rapporto della musica classica, quindi napoletana, con i giovani? Il fatto che ultimamente c'è un allontanamento da parte dei giovani rispetto alla musica attuale e quant'altro. Della musica classica parliamo, non napoletana, la musica classica. No, napoletana sempre. Cioè, secondo te c'è difficoltà nel proporlo ai giovani, o i giovani sono abbastanza recettivi?
Ma io credo che molto spesso il problema non è di contenuti, ma è di modo in cui si porge il prodotto. Mm. Io Il parlo da, confezionamento sì, del... io parlo da ascoltatore militante, cioè da persona che segue da 40 anni la musica classica, appunto, a volte per scelta, a volte per forza, cioè per servizio, ma comunque la segue. Trovo che non sia calato l'interesse del pubblico nei confronti del prodotto, cioè non è che adesso la gente non ha più interesse per Bach o per Mozart, è assolutamente impossibile. Viene un po' meno l'attenzione nei confronti del rito standardizzato del concerto. Quindi forse bisogna immaginare che, essendo cambiati totalmente i tempi di fruizione del prodotto musicale, cioè vuol dire noi non ascoltiamo la musica come l'ascoltavamo una Sì. volta, probabilmente ci si deve porre anche il problema di come porgere questo prodotto al pubblico in maniera tale da essere da assecondare senza per questo svilire il prodotto, senza per questo tradire la sostanza del prodotto, ma assecondare anche in qualche maniera i gusti di un target che è diventato molto più trasversale, molto meno di nicchia, molto meno E specialistico. allora ne approfittiamo per invitare tutti i nostri ascoltatori ad appassionarsi ad ascoltare la musica classica napoletana. Intanto ascoltiamo Libera me di Roberto De Simone.
E rieccoci qui, sempre nel Corpo di Napoli, con il nostro ospite Stefano Valanzuolo. Continuiamo il nostro viaggio all'interno della musica napoletana. Per chi si fosse collegato soltanto ora, ricordiamo che potete ascoltare la prima parte dell'intervista su radiof2.unina.it andando nella nostra sezione podcast. Stefano, allora a me sta girando in testa questa domanda. Abbiamo appena ascoltato Libera me, con questa sonorità molto particolare. La mia domanda che ti pongo è: come mai questa scelta? Per tanti motivi. Libera me Domine, che poi è un estratto dal Requiem per Paolo Pasolini che De Simone scrisse nell'85, cioè nel 10° anniversario della morte di Pasolini. Il Requiem in generale di De Simone è un miracolo, musicalmente parlando, un pezzo di una bellezza assoluta e geniale. Questo che abbiamo ascoltato è un estratto, devo dire, sono passati quasi 40 anni, mi viene la pelle d'oca ogni volta che lo sento. La voce era quella di Antonella D'Agostino, peraltro. Ed è anche la sintesi, se vogliamo, in forma sublime, la sintesi di quello che vive alla base di Stradivari, cioè l'idea di far coesistere anime diverse all'interno di un unico viaggio. Questo è Stradivari, cioè è Quasi l'idea come un che contenitore. Possiamo sì, definirlo. diciamo che è un contenitore, è esattamente, avete presente sui libri sui libri di scienze si vedono quei diagrammi in cui si vede la Terra fatta, lo strato Strato. giallo, lo strato rosso, Certo. lo strato verde, così man mano. La Ecco, stratificazione questo vera e è il concetto di una città dove al posto dei colori dovete immaginarvi stati emotivi differenti, culture probabilmente differenti, strati sociali differenti. Ora, quella musica che abbiamo ascoltato è una musica che mette insieme queste anime, lo fa in maniera straordinariamente efficace e lo fa nel nome di Pasolini, che è un altro autore che non casualmente ricorre nel nostro spettacolo, in Stradivari. Pasolini, tra l'altro, ebbe un'attenzione affettuosa e colta nei confronti di Napoli che merita rispetto, insomma. E abbiamo parlato di Stradivari, ma prima abbiamo anche citato delle sue drammaturgie, spettacoli di cui lei è autore, e uno in particolare, diciamo, ha suscitato la nostra attenzione e sicuramente susciterà anche quella dei nostri ascoltatori, perché è Sine Diez, appunto dedicato a Maradona, e quindi in questo senso parliamo di Maradona, di musica. Come si sposano queste due arti? Perché possiamo considerare la figura di Maradona appunto un'arte? Sì, caspita, come no. Certo, la mia attività di autore, dopo aver citato De Simone e Pasolini, devo un attimo arrossire, fare No, un attimo quando- decomprimere e poi posso parlare. Ma assolutamente. Però Sine Diez, Sine Diez è uno di quei casi in cui, per quanto mi riguarda, è una dichiarazione d'amore, proprio senza mezzi termini. E a volte in una dichiarazione d'amore, se non riesci a trovare le parole, serve la musica. Ecco, diciamo che è una dichiarazione d'amore di un tifoso da sempre, con l'aiuto della musica. Chiaramente sì, c'è l'artista, perché è chiaro che uno che gioca a pallone così, scusate me ne parlo al presente sempre, uno che gioca a pallone così è un artista, è uno che è stato baciato dal Padre Eterno, però probabilmente quello che poi mi interessa è quel rapporto, ancora una volta uso questo termine, viscerale, che si crea e che è privo di ragione probabilmente. Poi le ragioni ce le ha, però non interessano, è privo di ragioni ed è un rapporto diretto tra un'anima piccola e un'anima grande, e questo rapporto può essere mediato dalle parole, sicuramente c'era un testo in quello spettacolo, ma soprattutto dalla musica. E intanto noi continuiamo la nostra intervista, ma ascoltiamo Enzo Moscato con Mare Verde, un altro classico della tradizione napoletana, sempre qui nel Corpo di Napoli su F2 Radio Lab in compagnia di Sara Biagio e Sara Caifasso alla regia. Stefano Valanzuolo.
Abbiamo appena finito di ascoltare Mare Verde di Enzo Moscato e parlando con Stefano Valanzuolo, ospite del giorno qui nel Corpo di Napoli, stavamo appunto dicendo che questa canzone sarà presente all'interno dello spettacolo Strativari che potrete andare a vedere sabato 26 e domenica 27 marzo al Teatro Trianon e in particolare il titolo Mare Verde rimanda appunto al campo di calcio verde, sempre in riferimento al discorso di prima di Maradona. Sì, così vuole naturalmente la leggenda ormai, vista che è una canzone che poi ha avuto una grande eco intorno a questa canzone. Sì, il Mare Verde di cui si parli sia quello dello stadio poi San Paolo, inaugurato da poco, ed è una canzone che poi è diventata uno standard, cantata da tanti interpreti. Sergio Bruni forse è uno di quelli più famosi e questa è molto bella, questa versione di Enzo Moscato, quindi ci piaceva farla ascoltare anche oggi qui, sia perché appunto stiamo parlando di Stradivari e questa canzone è citata in uno spettacolo, sia perché Enzo Moscato è uno dei riferimenti per quello che riguarda naturalmente il nostro racconto tra gli strati di Napoli. Stefano, stiamo appunto parlando, ritorna sempre la parola strati, come giusto che sia per lo spettacolo, anche per la città di Napoli, ma anche tu ricordiamo che sei fatto di vari strati, infatti non solo oltre agli innumerevoli ruoli che ricopri come collaborazioni e concerti, ricordiamo anche che hai fatto anche da docente a corsi di recitazioni per cantanti del Teatro Stabile di Torino dal 2008 al 2010 circa. Sì, è stata un'esperienza circoscritta a un progetto. Sì. E ha tenuto anche lezioni nel Conservatorio di Napoli, Bari e Benevento. Quello che ti volevo chiedere, possiamo parlare un po' dell'importanza della formazione di questo campo, di come è stata la tua esperienza? L'importanza della formazione, nel mio caso l'applicherei soprattutto, visto che poi siamo in una radio e quello radiofonico è un ambito che mi sta molto a cuore, lo amplierei soprattutto, lo proietterei soprattutto sul versante della comunicazione, perché lascio naturalmente che la formazione di tipo tecnico sia fatta dai musicisti, quale io non sono, quindi dai musicisti, dai docenti di strumento, dalle istituzioni preposte, lì non è il caso di parlarne oggi, ma vorrei sottolineare, visto anche gli argomenti i corsi di cui mi sono occupato negli ultimi anni nell'ambito di un master al Conservatorio San Pietro a Maiella, prima a Benevento, vorrei sottolineare quanto sia importante insegnare agli artisti, o almeno raccontare agli artisti quale sia il modo più giusto di comunicare, cioè entrare nell'ottica per cui i mestieri della musica oggi non siano soltanto quello del musicista, stop. Si può fare un mestiere legato alla musica facendo mille altre cose. Questo finalmente i conservatori hanno cominciato a capirlo, sì. Per cui adesso si può diventare tecnico del suono. Pensate a figure come i tecnici di palcoscenico, i responsabili di palcoscenico. Sono figure che sono profondamente legate al mondo dell'arte e della musica, ma che per molto tempo non sono state viste come figure musicali perché si pensava che la figura musicale fosse soltanto quella del solista. Ecco, invece imparare che c'è un mondo intorno alla musica e che questo mondo bisogna anche imparare a raccontarlo. Si può dire che anche esse sono figure artistiche, tutto sommato. Sono figure artistiche, ci vuole una certa e arte imparare a raccontare la musica è un mestiere per persone che la musica e l'arte in generale amino profondamente, ma impone una preparazione, perché altrimenti si finisce col solito discorso che tutti possono fare organizzare un evento, ahimè ormai è sempre evento, tutti possono organizzare una manifestazione, un po' come tutti possono allenare una squadra di calcio. Ecco, no, gli allenatori fanno un corso e probabilmente un corso lo devono fare anche quelli che vogliono fare ahimè, diciamolo ancora, evento. Esatto, bisogna andare più nello specifico anche perché ci sono diverse figure professionali poi che si occupano di ambiti specifici e poiché stiamo parlando di formazione e quindi di ambito all'interno di un conservatorio, di corsi, che cura e che diciamo attenzione, ma soprattutto che passione ha visto negli studenti, se l'ha vista, se diciamo è diminuita, in che ambito si trova appunto? Anche il rapporto più generico con gli studenti. Gli studenti hanno quel tipo di approccio mentale proprio degli studenti di questa epoca storica, cioè di quelli che hanno un'apertura mentale diversa da quella che avevamo quando andavamo a scuola,
perché l'idea che l'informazione oggi sia a portata di mano, sia possibile accoglierla in un istante con un click e in qualsiasi circostanza, anche mentre si sta in metropolitana grazie al telefono, e non è più un'informazione da accogliere soltanto nei luoghi e nelle sedi e dalle persone preposte, ha cambiato completamente il tipo di apertura mentale dell'allievo, del discente. E questo secondo te li rende più recettivi o meno recettivi, per Li esempio? rende più recettivi se consideriamo la dimensione dell'ampiezza. Se consideriamo la dimensione della profondità, il rischio è che siano un po' meno recettivi. Allora noi intanto ascoltiamo una prossima canzone che è Fortunato di Pino Daniele. Che ricordiamo ha anche citato il nostro ospite Stefano, che magari dopo domanderemo anche che rapporto ha con Pino Daniele. Esattamente, altra grande artista della tradizione napoletana. E questo è ancora nel corpo di Napoli di F2 Radio Lab, oggi ospite Stefano Valanzuoli. Vi ricordo inoltre che ritroverete tutte le nostre puntate, compreso questo ovviamente, come podcast sul nostro sito F2 Radio Lab. E Stefano Valanzuolo ha scelto anche questa canzone che abbiamo appena ascoltato, cioè Fortunato, di Pino Daniele. E come mai questa scelta? Per tanti motivi. Uno, perché non poteva mancare in un viaggio attraverso la musica napoletana questo punto di contatto con Pino Daniele, tra l'altro in questi giorni particolarmente in cui ricorre il suo compleanno. E poi perché si associa naturalmente all'idea di Stradivari. Stradivari è un racconto fatto attraverso le strade della città, strade a vari livelli, ma attraverso le strade della città. Questa è una canzone di strada, è la canzone in cui si racconta di questo tarallaro fortunato che vende le sue cose in strada, quindi tutto sommato si sposa bene allo spirito dello spettacolo stesso. Poi è una canzone
un ragazzo, cioè questa è una canzone scritta da un ragazzo di 21 anni con una testa veramente musicalmente parlando enorme, e mi faceva piacere perché fa parte di quel lotto di canzoni seconda metà anni 70 di Pino Daniele, che è il periodo forse che amo di più, e questa non è una di quelle magari più ascoltate in assoluto, per quanto sia famosa evidentemente. Stefano, perché quindi andare a vedere lo spettacolo? Cosa scopriranno gli studenti, comunque i giovani? Che emozione gli arriverà da questo spettacolo? Vabbè, bisogna andare innanzitutto per compiacere l'autore, io. E mi sembra giusto, E giustissimo. poi i Solis String Quartet, Capone Bung de Bank di Cristina Donadio e Raffaele Di Florio, non abbiamo citato, che è il regista dello spettacolo. Ma a parte questo, che naturalmente è solo per gioco, perché noi speriamo di aver dato una immagine evidentemente parziale di quello che è la nostra città vissuta con amore musicale, con amore anche per la letteratura, e comunque è un prodotto molto sincero, ecco, dico io, cioè un prodotto anche un po', usiamo questo termine che si chiama in Diretto. causa, un po' di pancia, se vogliamo, che arriva no? allo stomaco. Però la cosa bella è che di pancia ci entri, poi però per andare a capire che cosa ci sia sotto ti serve la testa. E allora io ancora una volta ricordo lo spettacolo Strativari che si terrà 26 e 27 marzo, ma ricordo anche tutti gli altri appuntamenti che abbiamo al Teatro Trianon, ovvero oggi giovedì 17 alle 17 con la lezione concerto di Pasquale Scialon per il ciclo di conferenze cantate Città Cantate, e ancora venerdì 18 ore 21 ricordiamo un concerto dedicato al Nero a metà Pino Daniele Opera, con i successi interpretati dal cantante Michele Simonelli, con gli arrangiamenti e la direzione dell'orchestratore storico Paolo Raffone, con la partecipazione degli special guests Rosario Germano, Ernesto Vitolo, Antonio Onorato, Roberto Giangrande e Gerry Popolo. L'ultimo appuntamento è questo qui, sabato alle ore 21 con 4 sax in concerto per Napoli, l'originale proposta musicale del quartetto di sassofoni Accademia con il pianista Giuliano Mezzoccante. Per accedere al teatro vi ricordiamo che è obbligatorio il possesso del Green Pass valido e l'uso della mascherina FFP2. Tutte le informazioni potete ritrovarle sul sito istituzionale teatrotrianon.org oppure chiamando al fisso 081 01 28 663. E noi quindi non possiamo che consigliarvi di andare a vedere Strativari il 26 e il 27 marzo, e ringraziamo il nostro ospite di oggi, Stefano Vallanzuoli. La gola si secca, la mascherina porta questa problematicità, per averci aiutato e accompagnato in questo viaggio durante questa nostra ora nel Corpo di Napoli, che ricordiamo ritroveranno sempre il podcast sul sito di F2 Radiolab. E ritornerà il podcast, ma intanto vi invitiamo a seguire anche il resto delle puntate ogni giovedì dalle 13 alle 14. Io ti ringrazio, Sara, Io ringrazio te, Biagio, ringraziamo Sara Pepasso, ma soprattutto il nostro ospite. Grazie a voi, Stefano. grazie, viva la radio. Sempre viva la radio. Viva la radio, viva F2 Radio Lab. Invitiamo tutti gli studenti e viva il dell'Ateneo teatro, la Federiciano musica. a guardare questo spettacolo. E intanto mandiamo la nostra sigla. Sigla.